Cominceranno quest'oggi gli interrogatori degli accusati dell'assassinio del fabbro 22enne Angelo Truisi, trovato cadavere in una villetta di Contrada Nicolizia a Licata il 21 gennaio scorso. Gli accusati sono Diego Catania, 22 anni, Angelo Cannizzaro, 20 e Salvatore Gueli, 39 anni. Saranno i primi due a dover rispondere alle domande del GIP Francesco Provenzano e dal PM Matteo Cinque, sempre che non si avvalgano della facoltà di non rispondere. Gueli invece verrà sentito più avanti, in quanto, essendo stato arrestato in Germania, Colonia più precisamente, si dovrà chiedere l'estradizione in Italia. I tre sono accusati di aver ucciso Angelo Truisi e di averne bruciato il cadavere. L'agghiacciante storia di Angelo Truisi è una vicenda che ha toccato e scosso profondamente la comunità licatese, in particolare quella agrigentina. Un giovane come tanti, un ragazzo che purtroppo aveva imboccato strade e scelte che lo hanno portato a questo drammatico epilogo. Aveva a quanto pare una fidanzata con la quale aveva interrotto la relazione da poco, amici d'infanzia, sogni nel cassetto, una madre, un profilo Facebook per condividere le proprie emozioni e le proprie quotidianità. Un assassinio brutale, una violenza bieca ed inaudita. È stato ucciso così Angelo Truisi, il giovane fabbro di Licata scomparso nel dicembre 2014 ed il cadavere bruciato e vilipeso ritrovato nei primi giorni di gennaio. Ad armare la mano degli assassini, ora in carcere, la vendetta. Il giovane fabbro di soli 22 anni di Licata è stato punito per non aver completato il pagamento di alcuni debiti contratti nel contesto di un traffico di cocaina.